Dopo il via libera arrivato ieri a livello nazionale, le ULSS procedono nei confronti dei sanitari che rifiutano la vaccinazione. 3.507 nella Marca quelli che ancora non si sono immunizzati, 186 quelli che non hanno un motivo valido e a cui venerdì verrà spedita la lettera che li invita a sottoporsi alla prima dose. L'igiene pubblica, perché sono loro, mandano via 186 ovviamente sollecitazioni, poi sono 7 giorni per vaccinarsi. Abbiamo una sessantina di medici, una quarantina di farmacisti, mi dicono i miei, una trentina di infermieri sparsi ovviamente in tutto il territorio dell'ULSS 2, e noi ci auguriamo che tutti questi si vaccinino e quindi non ci sia il problema di ovviamente segnalarli all'ordine e sospenderli, oppure verificare se ci sono le possibilità, ma me lo dirà il SISP e me lo dirà il medico competente, di poterli allocare in servizi diversi da quelli dove sono a contatto stretto con il pubblico. Per loro e non soltanto saranno aperti a stretto giro nuovi slot. Dal 2 di agosto all'8 di agosto apriremo ulteriori 3.150 posti che sono per i giovani, per il turismo, per chi parte e vuole vaccinarsi e soprattutto ovviamente per questi operatori. Nel frattempo ennesimo balzo dei contagi, 110 nella Marca nelle ultime 24 ore, ma soprattutto un serio incremento dei ricoveri arrivati a 20. Stiamo aumentando, a Treviso abbiamo 9 ricoveri, di cui 2 per fortuna solo in terapia intensiva, e altre 3 persone in pneumologia, il resto in malattie infettive. A Conegliano siamo arrivati a 11 ricoveri. Da martedì è operativo anche l'ospedale di Valdobbiadene nel Guicciardini, trasformato in Covid hotel per i turisti che dovessero scoprirsi positivi. Queste stanze di degenza che stiamo allestendo, molto belle, col bagno all'interno, quindi proprio una situazione alberghiera, e contemporaneamente manderemo, se serve, nel momento in cui qualche persona dovesse avere un po' di febbricola, un nostro infermiere una volta al giorno che gira, verifica febbre e condizioni delle persone.